Ferrarese. Rovesciamento di fronte, Scarpa lasciato libero, non poteva sbagliare. La rincorsa da parte di Claudio Ferrarese, 9 minuti e 22 secondi di gioco, palla dentro e c'è il gol di Scarpa e c'è il raddoppio segnato da Marco Scarpa, incredibile a Leuganeo, il Cittadella che ha vinto fino adesso soltanto una partita in casa, sta battendo il Como capolista, festeggia il popolo del Leuganeo. Nonostante il gol ha subito, attenzione, e c'è il gol! Fantastico devo dire, da parte di Marco Scarpa! Il gol è di Scarpa, un'azione che porta in vantaggio la squadra di Padova. Marco Scarpa realizza la sua prima rete in campionato, freddato l'Artemio Franchi dalla sinistro, preciso di Scarpa, rivediamo Sturba, pallone in mezzo, prima Ghirardello ha tentato di colpire, da questo contrasto ne esce fuori un assist incredibile verso Scarpa che realizza il gol del vantaggio. Dalla bandierina, Caverzana ancora, colpo di testa e gol! Gol da parte di Marco Scarpa! C'è il gol di Scarpa! Area di rigore, ancora Rimondini, porta a spasso i difensori, il cross ed è gol! Marco Scarpa porta in vantaggio il Cittadella, il break. Con Scarpa, bravo a concludere un'azione Mazzoleni dall'acqua De Gasperi e gol. Attenzione intanto però dalla parte opposta, Rimondini mette in mezzo, buono Scarpa, le finte, Scarpa gol! Scarpa gol! Incredibile! Pareggio 11°, numero veramente alla brasiliana di Marco Scarpa. 4 contro 3, Soncin per Filippi, Scarpa la piazza